Ok, Christian l'ho avvisato, la live è iniziata. Ok. Qui c'è un piano, Gianmarco. Qui adesso c'è un piano. Oh, quello scorgiamo purtroppo. No, non è vero, io quello è l'altro universo. Non lo conosco. Non so niente. Sono blind. E sto piano adesso si è attivato, finalmente. Sì. Che bello al primo tentativo. C'è l'input, sì, c'è l'input. Allora, noi però nel frattempo, mentre aspettiamo il bando, Christian, se no ci picchia. E non abbiamo esaminato tutte le zone per vari motivi strumentali, mettiamola così. Lo strumentofono misterioso. Infatti non abbiamo tutto l'equipaggiamento, poi ci sono ancora cose da prendere e quant'altro. Allora, la scatola è qui, quindi ci conviene fare una cosa nel frattempo. Allora, nessuno si muove da qui. Salve. Bella cittadina, vero? Questa non è Ibiza, è Bright Falls. No, Zia Patrizia. Che cazzo ci fa? Eccolo qua, eccolo qua. Christian, da Salve. Quanto tempo? Stavo ottimizzando un attimo una cosa, è che non abbiamo spazio nell'inventario, il fucilone nuovo super. C'è un burritos in manos, dice. Buonos è il burritos. Detto a non sporcarti tutto, se no fai un macello. Noi tutto a posto, Cristian, ci sei sicuramente mancato, questo lo possiamo confermare con piacere. Abbiamo sentito la tua mancanza. Allora, la casciulella per... Quindi Cristian, mettiti comodo perché stasera... Son cazzi, scatola. Allora, stasera non dirò altro. No, ci sarebbero altri 3 slot da prendere e quant'altro. Però tutto a posto con il periodo, penso studio era? Periodo studio, non so. Sì, la facciamo subito. No, la facciamo subito. Adesso stavo che giusto ce la possiamo pensando mandare, un attimo qua. Effettivamente. Ok, nel frattempo sì, mandiamo la sigla così mi ottimizzo un attimo. Quindi sigla! 3, 2, 1, sigla, partirà. Ok, quando alla fine eccoci Batman. qua. No, ho sbagliato. No, esce Batman è un buon segnale. No. Periodo studio a posto, tutto al top. Meno male, Cristian, a me questo mi piace sentire. Dai, è periodo estivo. Siamo stati tutti un po' occupati, le buone abitudini stanno tornando. No, stasera rilassati, stendi, stai comodo e preparati. Iniziamo a vedere un attimo. Noi siamo senza cuffie perché mi ci sono rotte le cuffiette, quindi non si caricano bene. Ma vedo di
recuperare in questi giorni. Il volume dovrebbe essere abbastanza basso e non dovrebbe Metto fare della problemi. water, lo zio. Yes. Allora, qui intanto si fanno i selfie. Ecco qua. Piccolo potenziamento al Noi bicchiere. molto non l'abbiamo esplorato, però siamo dove dobbiamo essere, come e perché dobbiamo essere in queste condizioni. Diciamo, l'importante lo abbiamo. L'importante è esserci. Sempre. Però Lo quel zio, questo è fucile, per te. grazie mille, questo fucile, questo l'ho un attimo preso perché sennò c'è un problema. Sì. Allora, Come figa l'avevamo preso l'ultima volta? No, 4 basta solo già che ce ne ho. interagisci. Sì. Diciamo, fu spazio. Allora, aspetta, forse già così dovrebbe entrare. I'm sure Eccolo Sheriff qua, 3 Blake slot. wouldn't mind A me posto. borrowing this. Ecco. Questo qua. Non Poi ha sta niente in guardando mano, niente in mano, ma va bene così. Sceriffo Breaker. Allora, facciamo cambio fucile. Sceriffo So we need Breaker. Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I Io have. in automatico ho fatto Wake's partire il still trapped in piano. the dark place. Ragioniamo un Wake. attimo. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Wait, Something other than hit. che cosa, Christian? Il filmato può attendere. Qua mi ricordo che c'era una cosa. Sì, qui c'era una scelta che ho già preso, che ho rivalutato quello che succede dopo, quello che c'è ancora e quello che c'è da fare. Dobbiamo andare avanti adesso. No, non posso... C'è una cosa che adesso non possiamo vedere. Sì, lei ci può parlare di quello che è accaduto alla Lake House, Ma no, ma non adesso. dovrai soffrire. Tra un poco, e ti ricordo che nella Lake House c'è quel punto di anticipazione per la trama futura che neanche io e Gianmarco abbiamo visto. Esatto. C'era una cosa da fare in una stanza che era proprio davanti agli occhi, E ce la siamo non l'abbiamo vista proprio, ragazzi, proprio cioè, niente. può capitare anche ai migliori. Quindi adesso partiamo col piano e cerchiamo di capire. Mo' è successo il gran cazzo. Sappiamo che Graffio ci ha poldato dal primo momento. Sì. Tutto sta convergendo e la presenza oscura si sta allargando. Qual è il piano, Saga? Story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. Che sì, Wouldn't vai le know where to scartoffie. start. E vado a I'm fare sold. anche controllo 2 Ok. cortesemente. E già sta facendo tutto. Look, Prosegua this bene. feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Allora, c'è la torcia sopra. Vabbè, questo è un punto dal quale non si può più tornare indietro. Fai le cose. Fine. Non ancora. Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Allora, Christian, lo sai, io la sera mi piace portartela per bene, in maniera fluida, corretta e sincera. Noi adesso, parlando con lei, con Estevez, andiamo nella zona finale, ce l'ha proprio detto praticamente. Sarà molto difficile, visto che non abbiamo esplorato tanto e non abbiamo preso gli slottini aggiuntivi per l'inventario, ma se vuoi noi adesso parliamo un attimo con Casey così vediamo cos'altro ci dice e andiamo a pene diritto cercando di risolvere questa situazione una volta per tutte. Forse. Spero di no, perché così Alan Wake 3 esce. Che se si risolve tutto, che senso ha fare uscire Alan Wake 3? Alan Wake 3 deve uscire. Uscirà, questo è poco ma è sicuro. Perché se no Sam Lake si troverà involontariamente la moglie carbonizzata nell'auto famiglia. No, non carbonizziamo So nessuno. the No, ma per Clover Tree dire, un actually esempio. kills Ecco, è Taken. pure qua davanti. They were on our side. Spero che Even la if mia their vita mi methods porti are a misguided and stringerli criminal. almeno una volta la It looked una right from where una we were soltanto. standing. Proprio per dirgli grazie. Nothing's what it seems Cioè, in però this sono case. 8 anni. No. Too No, lascia many stare, se il risultato è stories stato questo, va bene così. contradicting each Sai, tu other. potevi morire in quegli 8 anni. Too many Abbiamo avuto una storia a Christian versions da of the raccontare, truth. va bene così. Questo è vero. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Va bene. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Allora, Casey, ci hai detto tutto? Bene. Allora, quindi, andiamo? Allora, prima di andare facciamo un salvino rapido così per sicurezza. Salviamo anche
qua. Ecco, al posto del mio salvataggio dove l'ho finito la prima volta. E Stevez, spegniamo la Paracadute torcia. sulle spalle Ready e to go. let's go. Andiamo. Vai. Ci fa anche salvare lui. Facciamo finta che non l'abbiamo fatto prima. Salviamo Ora anche possiamo qua. salvare. Salviamo qua. Il 6 novembre 2023. Initiation 2 Casey. Cose. I'm ready to head to Cose. Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, Ed è here we proprio go. qui che What do rincontreremo you need? Batman. I'll head to Cauldron Lake Ebbene with the sì, clicker. ci sarà lui. Scratch will try to get you, È Anderson. l'unico che può fare qualcosa You'll need effettivamente. backup. Ok, I ci can serve tell there's no aiuto. talking you out of coming, Casey. Estevez, Dominic is there a way to Toretto. get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news Il there. gruppo di Fast and And we'll bring our Furious ci mobile potrebbe aiutare. containment unit. Allora, It's non so se ho specially built capito for io bene la entities like notizia su Scratch. Fast and And Furious, this ma work of quindi art, ci hanno Anderson. annunciato che nell'ultimo What's capitolo the plan torna anche for il that? personaggio di Paul I'll make some Walker, calls ma on the way. è morto. Just meet me at Cauldron Io Lake. non lo so, bro. Loro erano molto amici. Se lui e la famiglia sono d'accordo, vabbè, c'ha un fratello che è un gemello Io praticamente. non li Paul ho mai Walker. visti. I primi Ho sono intenzione belli. di I vederli primi sono appena belli. finisce. Poi a un certo punto inizia a diventare GTA, però noioso. Vabbè, vabbè. Tor, Cioè GTA noioso. I need Io A to volevo vedere proposito una di call cosa. to GTA, I need a very special song. metti pausa. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we've loro già erano pronti, noi l'abbiamo detto l'altra volta e l'ha detto anche Saga. just like Per the attirare old fuori la time. presenza oscura ci serve un'opera d'arte. Chi You saw meglio this di coming, loro? huh? Chi? Of Nessuno. course. Allora, è un I need a video song su about Alan YouTube Wake, che about mi è bringing him apparso out of the dark prima. place. Sono rumor, ancora mi devo informare perché è apparsa sta cosa 20 minuti prima che Into the venivi light. tu. It Leggevo writes di itself. più fonti che parlavano di rumor relativo al I fatto hope che they've still GTA got 6 it. dovrebbe avere un controllo dell'età. Non lo so questo. Non è t'ho detto è una cosa Questo non lo fresca, so. quindi non so manco se è un fake, non l'ho ancora classificato qua. Immagino che comunque Rockstar ne parlerà. Se ci sono aggiunte nuove, presumo che ne parlerà di questa cosa. A logica almeno è sempre stata abbastanza trasparente Rockstar, da quello che Il sappiamo. problema da un lato è che se metti la verifica a GTA come è giusto che sia, però vendi di meno. Perciò, i soldi parlano sempre, oggi sono quelli che comandano. Quello è il punto. E a Rockstar i soldi Con quello che ha investito. non è che servono, perché c'ha un capitale più grande di un film della Marvel praticamente, però Sembra sia il gioco con più budget della storia di tutta l'umanità esistente fino ad ora. cioè, veramente, cioè, io un giorno mio Ok, c'è nipote semmai qualcosa l'avrò. a terra, una pagina del manoscritto. Tra l'altro è uscito un altro teaser di Spider-Man. Sì, dopo ce lo vediamo prima di staccare. È 40 secondi, a pizzichini lo stanno dando, vabbè. After getting his hands on the FBC files, Ilmo Koskinen knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep Tra me no. in their pocket of the lake Però in the i dark. giochi Rockstar, pure Outsiders se would ci sono i almost bug e things up. situazioni divertenti, almeno c'è Koskinen un cazzo di sabotaged gioco the bello FBC's pieno tra monitoring le station mani. and rigged it to alert Ti them when diverti sempre. something was brewing at the lake. One time, months later, when the alarm rang, Io ricordo they la drove to the primissima lake volta again, che presi ready for a GTA fight. 5. But this time, they didn't find Qui any c'è la storia monsters. principale. Io Something me ne else andai washed fino al ashore. monte The Chiliad. light Ciliad. switch. Ciliad in Ciliad alto Lake had stopped Radio. Jagger with it in the La story 3 ore. files. Bellissimo. From Solo that per point arrivare on, lì whenever e the mi cult sono caught someone divertito come taken un over by maniaco. a Entrare a shadow, Porto they Zancudo, cut out the farsi monster's heart, bombardare da tutti pushed quanti the là switch into dentro. the hole, and flicked it. Oh, GTA 5. E non hai mai visto e non ci sono prove di questa cosa, me che gioco online a GTA 5 con il mio amico olandese che parlava Gustav? italiano, no, il fratello della Amica mia amico tua. olandese, esattamente. Non si chiama Gustav. Non si chiama Gustav. Peccato. Connor? Ragazzo che grazie a me e ad alcuni amici ha imparato a giocare a scopone napoletano. Un fratello? Sì, sì, sì. Forse Phillips? Tanto di scopa 37 Cartoro. Come diceva lui Cartoro, guarda. Un fratello. Un vero fratello. Bande di giocatori napoletani che si sedevano al tavolo con noi e lui faceva anche la finta un turno di non fare scopa per farti perdere il conto e iniziava a fare scope una dietro la bastardo.
Allora, dopo Bastardo! questi piacevoli ricordi, si va. La canzone è pronta. Il clicker ce l'abbiamo. Come non c'è niente? Cioè, ce l'abbiamo tutto. No, ed è un Che po' ci triste, ed è un po' triste. Senta, It's fire the fur- tutto a posto? Ok. Allora, andiamo a Calderon Lake. È il momento. Christian, posa il burrito, prendi lozione e fazzoletti. Cristian, mo cose, morti mie perché, Sarà un po' tosta. mamma mia, Sarà tosta. mamma mia. David, David, it's me. Where have you... stop. For once, you need to listen. You left me. Il burrito si è già andato, sì, sì. Daughter away from me, then you let Fatto come la pizza mia di prima. Arrivata, è sparito, 2 secondi e è sparito. A quanto pare però anche David, il nostro compagno, l'abbiamo lasciato. David già ha i ricordi corrotti e crede che la figlia è morta, non sa quello che sta succedendo. Anche David è La sotto. narrativa sta prendendo il sopravvento. Dobbiamo muoverci, mia cara Saga It's getting Anderson. worse. Però così come si dice e com'è I'm running out of time. nei nostri giorni, non è che la narrativa che ci spacciano per TV, giornali, internet sia il confronto reale con quello che accade nella vita vera. Lui è straconvinto che la figlia è morta, c'ha pure pagine di giornali che gli dicono così, ma non è vero. Poi vagliela a spiegare che è un'entità interdimensionale e quant'altro. Il Renato Conto. Allora, noi Poi qua c'è un uomo vestito da showman che attraversa la porta di... c'è un uomo con la torcia che fa dei miracoli, Fa dei miracoli, ci sono cose. con Allora, un bottone. noi dobbiamo andare sulla riva, dobbiamo andare qui. Sì. Conversazione, nuove scelte. Allora, fucilozzo ce l'abbiamo, non abbiamo cure. Non abbiamo cure. In realtà manco tanti colpi. Non abbiamo tanti colpi. Non abbiamo cure. Non abbiamo cure. Ma abbiamo il cuore. Abbiamo il cuore. Oh, in Yu-Gi-Oh! Il cuore bastava. Allora, per farti capire, Christian, alla prima run, visto che comunque per cercare di sbloccare il gioco era andato ovunque, ogni singolo oggetto presente nel gioco, potenziamento o quant'altro, preso. Avrò dimenticato forse qualcosina? Possibile. I need to go back. Got a case to però, solve. Vabbè, saga, non mi pare manco caso. Cura no, non cura, saga, questo dopo. Allora. Ok, da qui al massimo possiamo vedere di fare una cosa. Visto che c'è stata messo sul nostro cammino. Diciamo c'è il gruppo di casine qui che non abbiamo visitato, magari c'è qualche oggettino. E io la prima volta, ed è stato bello impegnativo e difficile il finale, però molto soddisfacente, ma avevo di tutto e palo nel culo. Così adesso avanti. Anderson, where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Estevez out. allora, FBC sta Eccoci qui. portando luci e quant'altro, molto bene. Almeno abbiamo un po' di rinforzi, qualcosa, Sì. ma non basterà. Allora, ehi, Però moca. Oddio, come figa faccia. Gianmarco, allora ci penseremo. Una situazione, ecco, uno tu già l'hai sparato. Mi sono cacato di essere. Fucile nuovo, sbaglio non è nella buono. linea no, se non sbaglio durante... Sì, vabbè, durante le fight qualcosa ci sono deriva. comunque oggetti, ma c'è da... Ma solamente a parare che il tuo ma sta Allora, accordandoci fa vediamo un attimo se abbiamo la possibilità di migliorare C'hai il 36 cose, fucilozzo. così. 36 cosa si piglia. Fucilozzo, Ne puoi prendere 2, Lozzi. Qualsiasi combinazione 2. facciamo più danni, The Taken rushed toward her, but Saga facciamo un remained attimo where she più was, danni, unmoving. almeno She così pulled the pillars ottimizziamo. to stay on course to hit the target. The Taken was closer. She waited. Si avvicinava. Closer. Still she waited. Beh, con un pompa devi aspettare. Aspettiamo, prendiamo la mira per bene, si avvicinano, pam. Fuoco automatico no, perché i colpi ce li dobbiamo controllare tutti. Ci Allora, muoviamo questo
più Saga rapidamente gripped the mentre pump-action andiamo. shotgun, aiming down the barrel. It fit in her hands perfectly. It felt steady. She had it under control. She swung around, ready. Ok. Allora, prima di partire, Hello and welcome to diamoci qualcosa di Located rilassante, giusto così. Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all Lui non c'è ages. più, è morto. Just like our coffee. Yeah. So, take Ah, a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Christian, ti dico soltanto che hanno fatto a tiratura limitata quei thermos e non sono più acquistabili in giro. Io li sto cercando. Oh. Soak in some Prodotti local ufficiali. history of Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the Sto cercando un po' di fonti, ne devo trovare 2. Li devo trovare in ottime condizioni e tenuti bene. Se c'è anche la scatola originale così, ma ci sono anche a prezzi non altissimi. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse Trailer Park. Poi se riesco a prenderlo e riesco a farmi fare l'autografo da Sam Lake Sud, io sto a posto, non chiedo più niente, va benissimo così. Va bene. Voi prima del parco cos'altro avete fatto a parte qualche rito satanico e quant'altro? Fate un bel gioco coop con i 2 fratelli e lo facciamo io e Gianmarco in live. Fate ste cose. Vi prego. Fate ste cose, Remedy. Allora, andiamoci di pistola che almeno abbiamo un pochino più di colpi. Pistola. Allora, qui adesso possiamo aprire. Magari troviamo qualche oggettino. Magari troviamo qualcosa. Vediamo. Magari consumiamo solo quei pochi colpi che ci abbiamo. Chi lo sa? Può succedere di tutto. Tanto andiamo con calma e tranquillità. Qui si entra. Salve. Allora, tirate fuori tutto quello che ci avete perché ci serve roba. Dobbiamo andare in guerra, quindi 20 colpi della pistola, diciamo ci lisciamo i baffi e ne ha. Nel bagno c'è qualcosa. Bagno coperto. Tutto bene. La prima casa è andata benissimo. Infatti un po', vabbè. Ok, bene, molto bene. Ma c'è la casa numero 2. House number 2. House Must number be 2. locked from the other Che è side. chiusa dall'altro lato. From the other side. Giustamente. Hello from the Vediamo other qua se c'è qualcosa. Oh, documentazione. Allora, giorno 1. Uno strano animale ha cercato di entrare nella sede del nostro club. È stato inquietante. Credo che fosse uno scoiattolo. Max è scomparso. C'era una grossa cacca. No, non c'era uno scoiattolo. Non era uno scoiattolo. No, non era uno scoiattolo. Attenti alla strega malvagia, attenzione. Se la strega malvagia ti trova, sei morto. Se trovi l'antro della strega, lei ha perso. 8. Brucia la strega. Va bene. Ok. Giustamente queste persone vivevano qui nel lago e quindi la credenza della strega, i bambini ci sguazzavano proprio a nozze. Qui c'è qualcosa? Assolutamente no. Casa numero 1. Salvataggio, perché no? Qui c'è la pozza, qui non c'è niente. C'è una documentazione là sopra. Ok, un'altra pagina del manoscritto. Calderon Lake. Animals stayed away from the water's edge as if to avoid some unseen submerged predator waiting just below the dark surface. They never drank the water from the lake. Birds flew around it, never over. Darkness flowed from Cauldron Lake.
gaze in the Gli animali su alcune cose l'hanno dimostrato di essere più intelligenti e capirne di più degli esseri umani. Hanno un sesto senso particolare gli animali per questi Cauldron Lake fatti. used to be alive with people. Beautiful forests, Un secondo la hiking foto. trails leading to stunning vistas. Then the government put up a fence, kept the people out. Volcanic gas, they said. They didn't want anyone knowing the truth. The lake wasn't a lake at all. The dark water a mask to hide the hungry, bottomless ocean below. A fence couldn't stop the flood that was coming. Nothing could. The return of the nightmare rising from the depths. Ecco come Alan ha collegato la presenza giustificandola sia a livello di trama che a livello di realtà. Come faccio a far arrivare l'FBC da quelle parti? Scrivendo una storia coerente e dando una coerenza a tutto quello che è successo nella zona all'intorno, metterci l'FBC è stato un attimo. Poi lascia che le recensioni venivano rotte dai carissimi fratelli in neanche 2 giorni. E tutti quanti hanno il poster di Ati e i Gators che suonano. Va bene. Sono tutti fan. Another cult stash? Allora, c'è una cascia. Dobbiamo fare un percorso. Allora, si parte dalla finestra, si deve andare verso un tornado, un castello col numero 3, si deve passare un ponte, c'è una casupola e ci sono degli alberi. E troveremo la chiave. Spoiler, si trova da tutt'altro lato del campo e la dobbiamo un attimino cercare. Allora, noi intanto iniziamo a vedere qua munizioni, qualcosa, niente di niente. Allora dobbiamo uscire dal retro della 3. Sembra che i nemici apparissero solo dall'altro lato, ma per sicurezza, ecco, qua abbiamo sbloccato l'altra casa. Ok, allora vediamo se qui c'è qualcosa. Niente. In una batteria, qualcosa, un regalino, un presente. Ah, ok. 9 frammenti di manoscritto. Avevi i capelli più lunghi di quanto mi ricordassi e la fresca brezza invernale glieli muoveva. Gli passai la mano sulla guancia per accertarmi che fosse reale. Lo era. Sentire tra le dita la sua splendida barba, lunga ma ben curata, lo provava. Sei tornato, sussurrai. Sì, non sentivo più freddo. Chissà chi è questo giovane con la barba? Chi lo sa? Tu, Gianmarco? Sono un giovane con la barba. Ok, sì, è vero. Minchia. Allora, possiamo fare qualche altro potenziamento? Ma che è sto rumore, lo zio? Una campanella che viene da giù. Ah, è giù, madonna, mi sta venendo ansia. Esegui 2 colpi alla testa in rapida successione per stordire un nemico più a lungo. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even Allora, se slowed the riusciamo a monster fargli 2 down. colpi. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Ok. Allora, e almeno è qualcosa. Ora dobbiamo andare nelle case di fronte, dall'altro lato, perché c'è il tronco qui che blocca la strada. Quindi qua non possiamo entrare perché è barrato, tutto bloccato. Di qua è per l'uscita a destra e c'era l'albero con la chiave, quindi neanche per vedere gli indizi. Un attimino a terra, tanto il percorso porta lì. Non c'è niente. Qui però fuori dovrebbero esserci dei nemici. Almeno una cura. Al momento tutto tranquillo. Meglio così. Io l'altra volta venni qua di giorno, forse venendoci qua... Ah, c'è una rima, ok. Magari c'è un ciondolo che ci può servire.
Allora, vediamo prima se c'è qualcosa qui in giro. Uccelli che osservano come in quel film, ma sono protettivi, non attaccano. Ispirazione mitologica, spiriti guardiani, mitologia norreno dell'antico Egitto. Corvus corax appartenente alla famiglia Corvidae. Ricercare simbolismo e usi. I corvi come li abbiamo visti nel prima. Ok, allora, vediamo un attimino l'indovinello qui com'è. Allora, Cream, mentre lo cerco, l'eroina impavida e sicura, inseguita dal mostro che le vuole far paura. I corvi arguti l'avvertono gracchiando e vegliano sullo scontro che si va formando. Quando la fine giunge delle aspre battaglie, i corvi e l'eroina recuperano le spoglie. Dove e cosa mettiamo? Intanto cerco il mio telefono, così cerco la soluzione. Ok, non è questo. Neanche questo qua. Eccolo qua. Prego, dottor Christian. Christian, se lo vuoi vedere il finale, te lo devi pure guadagnare, meritare. Lo sai l'accordo qual era? Buonasera, dottor Pandix, in incognito. Buonasera. Buonasera. Christian si è sporcato con il burritos e mo si è andato un attimo a lavare. Aspetta. Posso vedere le immagini? Assolutamente sì. Dottor Pandix, tutto bene? Ok, eccolo qua. Lo posso dirti che sono 3 statuine da mettere. Ok, mi è apparso anche su Twitch, ma sei presente su tutti e 2 i canali contemporaneamente o hai switchato quello? Allora, ti dico, l'eroina impavida e sicura, inseguita dal mostro che le vuole far paura, quindi ce ne mettiamo l'eroe qui e i corvi qui, il corvo qui, l'ultimo qual è? Dai, te ne ho dati 2. Se capisco bene la soluzione o poi faccio io una figura di merda. La cosa è un attimino da valutare. Bonsoir Pierluigi. Buonasera Pierluigi. Il disegno in alto, questo, è quale?
Allora, Christian, te la gioco così. Vediamo un po'. Ok, il mostro. Allora, te la voglio giocare in un altro modo. Ti dico che per quello che ho visto io dalla soluzione, poi vediamo se è corretto oppure no. Tu dici di mettere il mostro su questo qua in alto, questo dei gioielli. Io rilancio la sfida dicendoti non è questo dei gioielli, ma è il mostro. È uno degli altri due. Ha il 50% di possibilità, ma bada bene. Se indovini, il tempo di Lake House si avvicina. Se sbagli, si allontana. Prego, fai la tua scelta. Sì, Pierluigi, mi sto organizzando pure con il lavoro e con le cose del negozio in modo tale da far ripartire il tutto quanto prima. Sto cercando per i primi di settembre di avere un'altra volta un pochettino di regolarità pure con la programmazione. C'ho i titoli proprio da recuperarmi e da finirmi. Re Fantasio al primo posto, proprio subito, che mi serve fare live pure il pomeriggio e godermelo un pochettino per bene. Setta della foresta, mostro nella foglia. Nah. No. No. No, Christian. No. No. Ti ha risposto Saga? Non ti ho risposto neanche io. Vi avevo detto no. Doesn't make sense. Non è questa la soluzione, allora. Fermi. Fermi tutti. Attenzione. Fermi tutti, colpo di scena. Ok. Mi pare sia uscito Battlefield 6, a me piace, ma io quel tipo di giochi non riesco. Io giocavo i primi, poi pian piano l'ho un attimino perso per strada. Sì, è questo qua. È questo qua. Allora, aspetta. Irodol nel simbolo con la luce. Ci siamo. Il corvo sull'occhio. E ci siamo. Il mostro sull'uccellino. Keep trying. Sei stato menzioniero, hai mentito. Non era questa la soluzione. Ecco, difatti. Aspetta. Era questo, era sbagliato solo il primo. Sgrutol. Era così. Donald Wesper, visto che la metà anno è passato, quali sarebbero i tuoi goti 2025? Allora, al momento, per quello che piace a me, Dead Stranding 2 e non si passa sopra. Tranquillamente. Sono usciti altri titoli e ne sto recuperando un paio, sono riuscito a ritrovarmi un pochettino di tempo in questi giorni, me lo sto facendo offline tra un lavoro e l'altro. Sono riuscito a iniziarmi Octopath Traveler 2 finalmente ed era il cazzo di capolavoro di RPG che mi aspettavo di trovarmi in un certo modo e me lo sto proprio godendo. Altri titoli in uscita quest'anno, ho visto le anteprime di Silent Hill F. Allora là ci sarà un attimino di vedere pad alla mano come il combat system, ma c'è, forse, non voglio esagerare, perdonatemi per quello che ho visto e per alcune caratteristiche che ho sentito, diciamo c'è una puntina di Souls-like, ma proprio, perdonatemi, pardon. Dovrebbe rendere il tutto un pochettino più divertente. L'ambientazione c'è. Chi ha provato il titolo sembra sì, che gli sia piaciuto, quindi quello lo voglio provare. Vorrei provare e credo che possa essere uno dei titoli dell'anno se mi metto le mani sopra. Tanto male già. Il nuovo Donkey Kong.
No, ci ha letteralmente rotto il collo con una mano. Sei stato brutolato. E lui non è graffio. No. Ok, ci devo andare giù pesante allora con lui. Vabbè. No, per me il Game of the Year è solo uno quest'anno. E deve essere Per voi Expedition. invece mi devi un Lake House Movie. Ora, un movie adesso. Un DLC, certo. No, ma aspetta. Ecco qua. Immortal? Ok. A posto. Bene, il fucile ce lo siamo giocati per il momento. Ci sono anche vari titoli indie che sto toccando un pochino e che sono parecchio interessanti. Difatti ce n'è uno che ho fatto vedere anche a Gianmarco e che vorremmo portare in live, penso più quando torna, Planet Caves. Ah, già capito. Giochino un po' particolare, un po' Metroidvania, un po' gestionale a tema preistoria, ma con elementi un attimino surreali. Abbiamo trovato e visto una Jeep nei primi minuti di gioco, quindi ce lo siamo messi lì con calma. Appena possibile vediamo di portarlo. Bello vedere quest'anno una parziale rivincita degli indie. E non solo di quelli. Giusto per citare un certo Expedition che è apparso all'improvviso, salve, siamo una spedizione, quello ce l'ho anche nei titoli da continuare. Quello è quello che più mi prudono le mani quando... Un giorno capirai. Un giorno. Ci arriveremo. For those Però quest'anno, who come dai, after. di titoli... Oh, da giocare c'è. Guarda, io ero partito molto abbattuto per quest'anno, invece mi devo decisamente ricredere. Sono state belle cose anche per me. Forse anche qualcos'altro, cioè a novembre quei figli di puttana mi fanno la grazia. Ho trovato il giochino che mi consigliò Papa, se non mi sbaglio, Daki Literature Club. No, non quello. Comunque una sorta di gestionale semi-para roguelike giocando a Tetris. Quindi tu giochi a Tetris, devi portare avanti il tuo impero su una sorta di percorso alla mappa modello Inscription, prendere potenziamenti, prendere malus, mettere i pezzi in modalità Tetris in modo logico per ottenere risorse e attaccare gli avversari. Ed è un giochino indie che non mi era proprio apparso sui radar, ma è semplicemente perfetto. Come cazzo fai a prendere il Tetris e a renderlo un semi-gestionale in un modo? Quando ci metti il cervello e fai così, quello sì. anche le idee più strane possono dimostrarsi poi vincenti. C'ho un paio di survival horror vecchia maniera alla Resident Evil 1 e uno lo portammo pure in live ultimamente con la demo e quello appena esce pure per me potrebbe essere un Game of the Year. È spawnato su Steam qualche settimana fa. Sì, ho visto anche un titolo che è uscito recentemente, non l'ho visto ancora portare da nessuno, un'avventura horror. Dead, ce l'ho tutti nella lista desideri di Steam. Avventura horror con qualche punta di cinema all'interno. Ci ho segnato un paio di titoli su cui voglio mettere le mani e portarveli in live perché secondo me quelli sono delle gran belle avventure. Però di titoli buoni, a prescindere dai cosiddetti AAA, uno può davvero giocare a poco con quello che sta uscendo. Basta semplicemente chiudere un pochino gli occhi su alcune cose se sono studi piccoli e capire che sono agli inizi e titoli divertenti e fatti in un certo modo. Uff, hai voglia se si trovano, ragazzi. Il costo che ne pagate uno da 70, vi fate un bel carrello su Steam di
$50 con 4-5 giochi, state messi bene in base al tempo che utilizzate per giocare, anche un paio di mesi, ne finite uno, iniziate un altro e state a posto anche per altri mesi. Le alternative ci sono. A me hanno regalato un gioco vecchio ma che mi sta prendendo, si chiama Colony Ship e Post Earth RPG. L'ho appena iniziato e mi ha preso, ispirato ad un romanzo di Ellen che lessi quando ero molto più giovane. Sì, ma sto scoprendo una marea di titoli, anche gestionali, avventure e cose varie. Proprio ragazzi, date sempre più un'occhiata agli indie. È vero, giochi così grossi come Alan Wake con grafica super bella, ma i bug ci sono lo stesso e li abbiamo visti. Però dai, quando il contesto è buono e non è che uno dice a Remedy perché piace a te non deve migliorare. No, io invito Remedy a migliorare ancora di più. Però ragazzi, si chiude un occhio su alcune cose, c'è una buona base sotto, via, ma se cercate davvero su Steam, il problema è che su Steam, così come su Epic e altrove, escono miliardi di titoli, ne escono in continuazione, quindi alcuni che per i vostri gusti possono essere delle perle e ve li perdete. Su titoli che recuperate pure a un massimo di €15, parliamoci chiaramente, mettetele e ve li giocate tranquillamente. Allora, qui ci sono delle risorse, proprio tantissime risorse, Gianmarco. Vabbè, munizioni, inventario pieno. Mi sono appena comprato Monster Hunter Stories 2. Oh, Gianmarco si è appena comprato Monster Hunter Io non Stories dovevo 2. iniziare a lavorare, ho sbagliato. Lui, grandissimo appassionato di Monster Hunter, non l'aveva mai giocato. L'altro giorno, vedendo nel direct il 3, gli è venuta la curiosità per il 2. Quanto l'hai pagato? Mo sta in sconto 19. €19 ed è anche un titolo grosso. Onesto. Ragazzi, non c'è fretta per tutti i titoli di arrivare al day one e pagare €70. Soprattutto per alcune situazioni dove siamo diventati ormai un pochettino tutti più saggi nel capire dove ci sono certe fregature. Parliamoci chiaramente. Cosa vorresti insinuare? Che io, da vecchio appassionato di Star Wars, conoscendo il lavoro precedente di Ubisoft, come si comporta Ubisoft e quello che ha fatto Ubisoft, non ho speso €80 per prendere Star Wars Outlaws. Mio sogno fare... Poi non è EA. No, è Ubisoft. Outlaws è quello di Ubisoft. EA invece era l'altro, era Jedi Survivors, era l'inverso allora. Esattamente. Ok, perfetto, meglio ancora. Non ho buttato €80 e non ho giocato ad un titolo che, per quello che ho visto, per quei segmenti di gioco che non ho provato con mano e per fortuna non posso farlo perché poi il gioco è stato patchato, non ho buttato i soldi. Accidenti, però era un bel gioco. Non so. Tra l'altro oggi è uscito il terzo episodio dell'Anime Subtor 2, me lo sono goduto beatamente. Noi proprio l'altra sera dice, ma questo Knights of Old Republic, io voglio pure un attimino far pace con Star Wars in un modo o nell'altro, però voglio iniziare da qualcosa di bello, non posso incominciare da Outlaws. Almeno uscisse Jedi Fallen. No, aspetta, Fallen già è stato usato. Vabbè, il terzo Jedi... capitolo... Outlast, no, ci sarebbe un attimo un problema col passato. Order, Survivor... È l'ultimo... allora, dipende di che cosa tratterà nello specifico l'ultimo gioco. Diciamo l'alba degli Jedi. Jedi Dawn. Jedi Dawn. Vai, ci sta. Allora ragazzi, fate una clip perché insieme a Electronics Art lo chiama così, noi possiamo richiedere i diritti. Sì, denunciamo subito. Quanti ne siamo in live? Facciamo 8 ciascuno e ci facciamo un bel Natale. Mamma mia, bella, va bene. Thor e Kotor 2 sono mille miglia sopra Star Wars Outlaws, anche se sono un quarto di secolo più vecchi. Sì. E perciò deve uscire il remake del primo e deve vendere, così fanno pure il remake del secondo. E uno si rimette e si diverte per bene. Non so manco a chi l'avevano affidato lo sviluppo, onestamente, dei due remake. Cioè, ma allora, prima che andiamo avanti, che mo... Sì, un attimo, Thor, un secondo.
Ha investito 4 scagnozzi oscuri. Il momento di tirare fuori il dente avvelenato. Vai, caccia il dente. Tiralo Ma bene tu fuori. c'hai un universo basato su un universo con alieni, razze Sì. aliene, pianeti, poteri e cose varie. Devi solo attivare la tua inventiva e fantasia, così come Remedy ha fatto con tutto questo. Scrivi un bel gioco che funziona, si vende da solo, visto che puoi fare di tutto. Oh, nessuno cazzo fa una cosa buona, tranne alcune rare Sì, situazioni. no, vabbè, ovvio, le eccezioni ci sono sempre. Comunque, secondo me ci converrebbe fare un attimo lo stacco. Sì, sì, E poi vado andiamo un al attimo punto. a fare sta cosa e Torniamo subito, subito. ragazzi. Cristian, fai poco il burlone, che io sto comunque tenendo d'occhio la chat, che so che siete dei pusillanime, quindi stai attento. Ragazzi, ma se lo state scrivendo in chat, no? Come cazzo facciamo a credervi pur volendo? Che cazzo dite tutti e due? Maronna. Va bene, andiamo qua, regressiamo che torna Enzo, vedi, aspetta, non ti preoccupare, non ti preoccupare, aspetta, so io la punizione per te, Cristian. Leggi, sali sopra con la chat, leggi. Hanno provato anche a corrompermi. Leggi. Cristian, facciamo più sotto? Aspetta. Ok, ragazzi, facciamo scherzo. Guarda. Quello che collaborava. Andiamo più. Stai al gioco, come aveva detto, per tradirti. Oggi adesso, Cristian, la live di Alan Wake finisce qua. No, non gliela posso Cristian spaccare qua, verrà punito. sarebbe troppo una cattiveria. No, questo sì, effettivamente lo sarebbe. puniremo in altri modi. Cioè, hai capito? Sesso anale? Una situazione si trova sempre. Allora, Traditori. Ma voi scrivete i piani malvagi in chat, quello torna e legge. ma poi che c'ho la piano è? chat qua a destra. Cioè, quindi, scusatemi ragazzi, pur voi.
Dovevate dirgli di cancellare tutta la conversazione. Non lo sa fare, quindi No. io avrei comunque letto. Sì, Ragazzi, il vostro piano faceva un pochettino acqua. sì, molta acqua. Proprio waterfalls. Al massimo potevate, se c'era un moderatore, ecco, eccoli qua, sono arrivati. Farvi cancellare i messaggi, ma non c'è moderatore attivo al momento. Nessun Ragazzi, moderatore, era un sono piano un po' morti. di merda, perdonate. E ormai ci ha detto che voleva fare uno scherzo. Mhm, Mm. mhm. Ma Non volete noi. fare uno scherzo? Il primo messaggio, che cosa, che cosa dice di Christian? Ok ragazzi, facciamo uno scherzo. Vabbè, io lo spazio. Vabbè. Ah, santo piripidulo. Allora, intanto Torre e Odin si stanno portando tutta la foresta. Ma più che poi. Va benissimo. Drive carefully, Grandpa. Eccoli là, a posto, stanno scendendo. L'avevano che aveva scritto in privato, quello non ti scriverei nemmeno se stessi prendendo fuoco, probabilmente. Che sei solo un pusil e poi anche anime. Cioè, incastrati, sì, 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 sì. Very Ah, welcome to ragazzi. drive. Dovete mangiarne ancora di pasta asciutta. Un po' di pane e riso, così Un si po' di cresce pane e meglio. riso. Eccoci qua. Allora, stiamo arrivando. Ora ci 20k. Purtroppo non ce li ho. No. Un quarto circa. Se, Più o meno. mo di meno. Che ho comprato altra roba. Quindi un po' di meno. Sì. No, no, signor Giovanni, no, perché? Perché? Sai che non abbiamo colpi. Ehi. Ok, grazie. Villano. Adesso scendi e vedi come te li trova. Quello ancora. Se va bene devi prenderti il Flix per venire quello. Non sono manco sicuro che ci arrivi a Napoli. Ma poi a quest'ora non ti conviene neanche. Oh, magari Parti no. domani mattina. Una mattina. No. No, poi ti potrei far Aia. vedere anche la foto del post pay, non è un problema, ma non ce li ho questi soldi. Dai. Allora, l'unica cosa che ci può salvare adesso è soltanto Pippo Baudo, protettore. Ah, io ho il Samsung Aiutaci tu. S30, va bene. Sei in anticipo sui tempi. Sono solo io ce l'ho, ci sta. Va bene. Vabbè, ragazzi, purtroppo non tutti possono. Great. A Torin Odin there yet? Aspetta un attimo. The two golden oldies? Aspetta. Ci serve la luce per And curarci. they bought moonshine. I love them already. They're a lot. You wanted to know what Ecco art qua. we would use? Well, that's Bastava them. S25 Ultra. No, I'll be there S25 soon. normale, niente Ultra. Ultra no. Ultra Normale, costava ancora altri già 200 va euro. bene così, quindi. Metterò 20 anni a finire di pagare sto telefono. Mega Ultra Galacticus, questo è un altro film. Ovvio che ce l'ha vendita. Vabbè. Ormai è andata così. Allora, questo a cambiarlo con questo qua, a questo punto sì. Fai più danni quando c'hai poca energia, visto che noi staremo sempre con poca energia. A questo punto facciamo così. Ci dovrebbe essere forse una cassetta di rifornimenti qui vicino che non abbiamo aperto prima. Una è qui. Allora, cacciavaita. Qualunque cosa ci fa bene. Gianmarco, dell'energia. Non merda. Pilloline. Pinnolino. Però ce n'è un'altra qui. Batterie e munizioni che non possiamo prendere. Oh, frado, ciao, bello.
fucile, questi sono per la pistola. Ma non sono per questo fucile qua. Va bene. La vogliamo fare molto difficile. Ok, loro si stanno preparando. Di qua, ok. Oh, ehi, no, 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 tu no, non c'ho munizioni. Dove ti faccio a te? Dove ti sconfiggo a te? Per piacere. Dove ti sconfinfero? No, ma non ti posso mai fare a te, tu mi rovini tutto il piano. Guardo di qua per dove devo andare. Aspetti, signorina Giovanna. Aspetti un attimo. Sì, acqua scura, acqua sporca. Signorina Trismerigold. Ma sorda è tutta con me. No, non si dice. Ma non si dice. Saga, saga. Saga, corri. Pensa a chi c'è giù. Chi c'è giù? Brutta persona. Goku? No, magari. Non è Goku? Sarà molto forse, peggio. Sarà forse Vegeta? Molto peggio. Peggio di Vegeta? Però ci sono loro. Allora. Evocazione. Eccoci. Aspettiamo il tuo segnale. Allora, dobbiamo dire loro quando iniziate. Per quanto possibile iniziamo a prendere tutto. Ci sono un bel po' di rifornimenti qui, Chissà perché. Allora. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Questi dovremo vedere cosa farci. Torra, aspetta un attimo. Aspetta un attimo che dobbiamo tenere tutto aperto se possibile. Perché le persone che stanno che iniziano per G? Giovanni, Giovanna, Giamma, l'unico non strano è Go Wesker Mixed. Che è già stato di suo, visto ma la poi, sua ma basicamente, vabbè, fa niente. Allora, cosa così. Ragazzi, comunque vada. Noi carichiamo le armi. A sto punto non abbiamo il fucile e ci conviene fare così. Allora aspetta un attimo. Togliamoci l'arco con le frecce e ci mettiamo il fucile questo qui. No, non è neanche per questo. Ah, sono quelle per questo qua. Aspetta un attimino, aspetta. Allora, però fucile per fucile. Ci posiamo questo qua piccolo e abbiamo altri 3 slot. A questo punto qualche altra cosina in giro la possiamo pure già prendere e partiamo un attimino meglio. Allora, batterie... Sì, gli Old Gods sono pronti, sono operativi. Batterie le lasciamo tutte qui. Sì. Bengala. Ok, allora. Bengala, posiamo le 2 frecce, abbiamo 2 bottiglie di mono. No, le devo prendere tutte e 2. Tutte e 2 le molotov devo prendere. Molotov. No, a questo punto dobbiamo andare all in. Di frecce ne abbiamo. Qua possiamo prendere al limite un altro di questi e andare così. Fucile carico. Ok. Altra batteria. Allora ragazzi, il concerto può iniziare. Non ce la possiamo fare. Hello, Cauldron Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. Yeah. Quello vero, non quello che già abbiamo tirato fuori e che abbiamo trovato qui, perché ci ha dato problemi. It's called dark,
Ocean, summer name. You're making me look bad in front of Saga, bro. Un attimo. Ragazzi, accordate bene gli strumenti, non vi preoccupate. Let's Calma. try that again. E ora. Sopravvivi al rituale d'evocazione. A whole lot of paranatural Volevi crimes la happening sigla, right now. Christian? Eccola qua. It's fucking awesome. I want a t-shirt. E l'hai sempre sentita dal primo momento. Take an incoming, Anderson. Eccoli. I'll light him up. I'll get him into the light. No, troppi. I got him for you, Anderson. E al momento sto riuscendo a tenere. Anderson, trouble on the way. Carica. No, ragazzi, non spingete. Got a delivery for you, Anderson. Vorrei pure capire dove e per colpa di chi sono morto. Mai successo. Va bene, va Nella bene. vita si può È la dire prima. così. È andata. A whole lot of paranatural crimes happening Non right c'è now. però. Che cosa, Cristian? Tu hai capito chi ci ha ucciso? Visto che è successo? Io ho solo avuto un coppino da dietro e sono andato giù. Hai avuto il Capi tutto, solo questo. così, il tutto succede, Questo l'ho sentito tutto. Anderson, sì. heads up. No, ma fanno male. Allora, dobbiamo andarci. L'ha fatto, bro. No, I have him in the light. non ricordo i tempi, però. Sembra che qualcuno faccia uscire qualcosa per curarsi. Allora, non posso partire subito basso, uno lo dobbiamo prendere subito. Allora, saranno continui tentativi, vi avviso. Però forse ce la riusciamo a fare. Allora, mi devo solo concentrare. Prima questi due qua. Prego. Allora, io mi ci voglio pure impegnare, però se non devo manco capire chi cazzo mi uccide, c'è un problema. Datemi l'occasione di spiegarmi. C'è un problema. Potete vedere? Aspetta un secondo, oggi dice quello se si può abbassare una punta il volume. Allora, aspetta un attimo. Ok. Vedete così se va bene. A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. Show's drawing a crowd. Take an incoming, Anderson. Allora però, Giovanni. They're coming. More taken on the way. Alfonso Frezzantino.
No. Sai che tipo di oggetti a terra. Ah, 18 colpi per il fucile. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Saga. No, Saga quando vuoi tu, Piacere tuo. Insieme. E che poi? Io ti zantraio la sorella. No, ragazzi, non mi colpite. Me ne sta andando bene. Qualcosa mi ha buttato a terra, ma non ho capito cosa. Tu le domande non te le fai. Sbagliato a farsi domande. No, tu sei quella cattiva tanto, tu devi morire. No, in realtà mi ha ucciso lei. Vaffanculo, vaffanculo. No. FBC, che qualcuno faccia qualcosa. FBI, open up! Ok, qualcosa hanno fatto. Ragazzi, dateci una mano. Problema questo. Questo è un problema, ragazzi. No, no Giovanni. Ne sono troppi. Troppi ne sono. Sono troppi. No, sono troppi. Sono troppi. Sono troppi, tanti e cattivi. Allora, però sto tentativo è andato un attimino meglio. A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. Allora, vediamo se ci riusciamo adesso. Take an incoming, Anderson. I'll blast him with the light. Fammi le munizioni qua. I'll get him into the light. Ho capito, signora detto, però lei è un po' troppo violento, mi scusi. Sotto lei è una zantraglia, signora detto. Anche arrivato mi ha dato un cazzottone in testa. Non si fa. Anderson, heads up. Dietro. I'll light him up. Ehi. Vai così. Vai Saga. No, Saga, dopo. Vediamo di cambiare zona. Oh, cure! Che bella parola, cure. Uve. Carica fucile, carica fucile. Ok. Anderson, heads up. No, ragazzi. Allora, facciamo morire lei.
No, 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 no. Ok, quella pesante è morta. No, chi mi ha ucciso? Cosa? Chi? Dove? Sei stato zanzagliato. Quando? Perché? Porca la miseria. Guru. Allora, dai che ce la facciamo, dai. Back number. Il gioco sta caricando. Il gioco sta caricando, ragazzi. Secondo di attesa. Troppo lont. Non vorrei si fosse bloccato, ma questa è una mia supposizione. No, Enzo, te l'ho detto 1000 volte. Non si è buggato. No, no, no. Non si è buggato. Non si è buggato. No. Non si è buggato. Non No. si è buggato. Non si è buggato. Dagli il tempo. Lo sai che è pesante, ci vuole del tempo. Aspetta, gli sto dando del tempo, aspetta. Dagli del tempo. Daglielo bene, Aspetta. Dai bene questo tempo? Me l'hai dato? Ma Gianmarco, in realtà non mi riconosce neanche il pad. Però mi sembra... Sì, la PlayStation sta andando. Aspetta, la forzo un attimo perché... Ti vuoi tutto a posto? Anomalo. La live sta andando. Molto Anzi, un anomalo. attimo che riavvio la play, proprio niente. PlayStation Explosion. Allora, datemi giusto 2 secondi che ho forzato lo spegnimento. Ok, allora. Si è emozionata perché giustamente anche lei vuole andare avanti, però ha detto gli sto dando troppe cose contro a sti ragazzi. No, c'è, l'importante è che c'è. Allora, un attimo solo che sto riavviando il tutto. Tanto comunque si prende l'ultimo salvataggio da lì e subito facciamo. Sì. Allora. Si è verificato un errore col software di sistema, ma va? Non ce ne eravamo accorti. C'era venuto un che ce l'hai piccolo detto. dubbio. Devo staccare un attimo perché ci sono cose che alcune persone tra i presenti non possono e non devono assolutamente vedere. No, Alan Wake si vede che morì troppe volte per spegnere la PlayStation. Geniale. C'è una feature esclusiva questa qua, sì. Allora ragazzi, prima avete vinto voi, poi avete vinto voi, poi avete vinto sempre ancora voi. Sì. Però la ruota gira. Tra qualche anno, tra qualche mese, vinceremo noi. Almeno questo è uno dei rompicoglioni e ce lo togliamo da mezzo. No, questi qua devo capire bene il tempismo, ok. Dobbiamo aspettare le altre casse che si aggiungono. Questa cazzo devo fare. Beh, Cri, ce la facciamo, abbiamo fatto delle boss fight più difficili, siamo alla fine, quindi un po' di impegno in più è normale che ce lo dobbiamo mettere. Dai Christian, dai figa. Ciccio, allora
Non lanciare i coltelli, tu. Non lanciare i coltelli, vieni qua. Vieni qua. Sì, mica posso fare il mio... pure il fratello si è portato. Ho detto che... Anderson, trouble on the way. E un altro fatto giù. More ammo waiting. Questi non muoiono, no. Non muoiono. Ok, sono morto. Ora un attimo. Membro della setta di tua sorella, vieni qua. I'll get him into the light. Oh, siamo lì. Anderson, on the right. Allora, l'importante è togliere lei che è la più rompicoglione. Quando? 20. No, signora oscura. No, signora oscura. Almeno qualcosa abbiamo ottenuto. Suca. More taken on the way. Aspetta. Ok, ho preso un po' di energia grosso. Devo riuscire a caricare il fucile. I'll light him up. Troppi grossi, troppa gente. Troppa gente. Guarda. No, tua sorella. Anderson, more gear waiting. Fallo. I have him in the light. Ok, stanno andando fuochi. No. Cacca. Ma quanta cacca. Mamma, quanta cacca. No. Ah! Tani. Caccato addosso. Allora, aspetta. Parlando di queste cose ho letto qualche giorno fa di un browser che è molto particolare dove c'è un personaggio in un mondo che sta per finire, una scuola di settimane e devi decidere come fare con quel tempo. Tanto per dare ricerca. Era un giochino vecchio che già pure io avevo visto da qualche parte e volevo farlo in live. Però ricordo che era uscito, o almeno io di sto titolo ne avevo già sentito parlare un bel po' di tempo fa. Tu diciamo inizia, ti dice il mondo sta per finire, c'hai gli ultimi 8 giorni, decidi tu cosa fare, ci sono vari finali in base a quello che... No, ehi... More taken on the way. Questo non muore. I'll get him into the light. Oh, su, sbagli che vuoi. Sempre. No, ehi. Non si fa. Mangia questo. I have him in the light. Grazie mille. No. Anderson, heads up.
No, però se mi colpite da dietro con la clava è normale che Non è corretto soprattutto. posso fare queste cose. Né tantomeno un bel esempio. Sparisco 2 minuti, dice Cristian. Sì, Cristian, ok. prendine pure 4, tranquillo. Come si chiama il sito che aveva chiesto quello? Di sta applicazione, di sto giochino di cui stava parlando per Luigi? Cristian è un pusillane. Ha detto che lui ha giocato una piccola ricerca, il gioco si chiama One Chance, è un flash game del 2010. Mi ricordo di averlo fatto un bel po' di tempo Infusi fa. come immobile per caso? Però è bello che nonostante sia passato del tempo e ne stia ancora parlando. No, perché se tu non muori c'è un problema. Quindi sei calmato così. Ok. Under the phone, falsing pallone. Ragazzi, aiuto. Ragazzi, aiuto. Ragazzi, aiutate No, i pezzi ragazzi. di me. Infame. Aglia. Ragazzi, però se giocate con i coltelli da lontano e io non vi posso vedere e state un po' barando, perdonatemi. Sei dei puzzle e poi pure anime. Vabbè che siete la presenza oscura, però fai i pezzi di merda totali, no, perdonatemi. Ah, quello l'ha trovato su Crazy Games. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa. Lo so io che Aglia. giochi in flash di giocate voi due sporchi là. So io a Cristiano e a quello. Ormai li conosco come le mie tasche. È morta, che bello. Questo ci è andata di culo. Ok, c'ha da seccare il fucile, possiamo fare una bella cosa. Tiro qua. Fornisci di munizioni. Sì. No, Aglia, non fate i deficienti. Merda. Non c'ho le cure. Succhiol. No, no però ragazzi, no, no, sì, pure le bombe adesso Non è tirano. facile, così. Che sia molto tosta. Va bene. Però ce la stiamo facendo. Piano Modalità piano. gaming, così vai. Piano piano. Non mi conviene tenerle perché già ne abbiamo 4. Questo deve morire subito. Prego. Dov'è? No, no, però. Porca la puttana. Puntini. Con calma. Senti, pensa al potere di Ironheart. Allora aspetta, fammi mettere come. Bravo. Concentrati su quella Allora, serie. ce l'ho fatto una volta, ce la posso rifare pure, no? Ah, oi. Non so in quante puntate e quante volte potremmo fare, però ce la possiamo fare. Devono solo entrare 78 fattori tutti insieme. Però non ti preoccupare. Il fattore entrerà. Ok, uno intanto è entrato aglia.
More taken on the way. Facciamoci un attimo qua dietro. I got it for you, Anderson. No. Ehi. Minchia, questo quanto era cattivo, non si è fermato proprio. Allora, all'inizio me la devo giocare per forza con un flare se non riesco a tenere d'occhio la situazione. Questi ci serviranno dopo. Questa è la prima parte del fight. Mica finisce qui. Poi se ce la faccio con questo inventario c'è ancora più soddisfazione. Certo. Che l'ho evitata, non so manco io come. Vaffanculo. Oh, 1, 2. No. Cambia un po' posto. Ok, ottimo, ottimo, grazie ragazzi. Tutto in faccia, pure a te. Un po' di cura. Carica, carica. No, Saga. Saga, non fare la siga. Ok, salve. Non c'ho più munizioni. Però mi ha tirato un'ascia, proprio una proprio in fronte. Proprio Assassin's Creed. Sì, è andata proprio in fronte. John Wickato. Allora, no, non posso consumare tanti colpi per la distanza. Sono 1,40 metri tutte le volte. Belli tempi dei giochi in flash, che tu andavi lì, trovavi sempre esperienze nuove, cose nuove. Mi piaceva Bartender come gioco, quelli dove facevi cocktail, cioè il tipo di tiro che sboccava, molto bello, molto bello. Allora però se tu parti così non andiamo bene. Sono di un'aggressività assurda. Si chiama Gate. Mi ho scaricato un emulatore dopo ma non ricordo il nome. Ok, questa cosa è da andare a vedere un attimino. È proprio per i giochini in flash. Allora, grandissimo ammasso d'acqua salato che non si alza. Che vogliamo fare? È un enorme lago salato. No, questo non è proprio enorme, oddio. Se che può teletrasportare e cambiare la realtà potrebbe essere un pochettino enorme. Ho capito però signor poliziotto, mi penetra da dietro così, non mi sembra il caso. Siamo in America, succede spesso. Ma non mi sembra il caso però. No, vabbè, stavo scherzando. Ho trovato una buonissima parte dei giochi in flash su questo emulatore. Ok. Ah, buono, buono. Allora, curati un attimo, ci abbiamo poco tempo.
No, saga. Ok, raccogli tutto, saga. Quanto ben di Dio che c'è qua a terra, quanto ben di Dio. Quanto morirò presto io. Date una cura per piacere. Siete brave Una persone. parte che facevo io quando ero piccolo. No, vabbè, Cristian, se c'è comunque una buona raccolta di Flash Games, venga. Ok, siamo un pochino meglio. Sì, qualche altra cosa, ragazzi. Capì? Ma come umanamente è possibile fare? Come? Però io già l'ho fatto, alla stessa difficoltà, quindi ce la devo fare. No, ce la devo fare. Allora, A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. io credo che qui si sia buggato, ma c'ho un attimino un presentimento io. Vabbè, Non dubitare. vabbè, va bene anche così. Anderson, trouble on the way. Aia. Sì, però chi, dove, chi, quando mi hanno colpito? Perché mi hanno colpito? Ma chi lo fa? Perché siamo sull'anime. Perché Gamora? Perché Gamora? Anderson on the left. Ok, grazie. Non va giù, non va giù. Spesso mi arrivo un orso oppure dentro il mio. Questi non li conosco, Christian. Devo essere onesto. Carica. Grazie. Carica un po', carica un po'. No, no, pistola. I got him for you, Anderson. Ok. Stanno accadendo cose. Va bene così. Saga approfitta, cura di Saga, cura di Saga. Saga butta bomba Saga. Bommete. No, Braccobaldo John. Braccobaldo. Non Braccobaldi. John, fermati. Fermi, signor Fitzgerald. Si fermi. Signorina, si fermi. Taken on the way. Signore, si fermi. Fermatevi tutti. Signori, per piacere. Signori, contegno, ordine in aula. Con calma, serviamo tutti. Va bene, poteva andare molto peggio.
muore, non muore. Non muta? No, non muore, non Ciao, muore. Vessito, non muore. Scusate un po'. Dove è andata la bottiglina? Anderson, come away. Avete il nome di un gioco in cui inizio che si trova nella miniera d'oro con dei goblin e creature verdi e bisogna fare qualcosa per uscire dalla miniera controllata da un goblin gigante. Questo non lo so al momento, Christian, ti dico la verità. No! Brodolo! Brodolo! Anderson, they're trying to stop the song. Sto prendendo frecce che non servono. Aspetta, fatto! Fatto! Abbiamo vinto! Power of rock and roll. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Ehi! Eccolo qua! Ci siamo connessi! Usa il click. Hai provato a chiedere a qualche IA, Christian, Gemini, ChatGPT, queste qua, scrivendogli questa descrizione? Oh! Ehi! Aspetta, ma un momento in testa è importante, Christian, segui. What happened? Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? Perché non è entrato? So where the fuck is he? Giustamente. Dove cazzo è Alan? Però che spegnissi questa musica rompicazzo, quello sta per essere bannato, sappilo. Quello, attenzione, Sappilo. Non ti attenzione. faccio usare manco l'esci gratis di prigione, quello, ti banno e basta. Sappilo. Sei stato preventivamente avvertito, quello. Eccolo qua, lui è qui. Parliament Tower. Lui è qui. It was back. Noi eravamo rimasti qui dove ci serviva che Saga facesse qualcosa per aprirci il palazzo e così è stato. Quindi adesso possiamo tornare come Alan. Alan non è che è messo proprio un bijou, ma questo oramai fa parte del suo fascino. Lui è Alan, dopo tutto, Alan lo sveglio. Allora, quindi possiamo Bravissimo, Christian, ritornare. fate sucaculo. Va bene quello. Va bene. Ma in segno di protesta Va bene quello. I Ti è didn't appena know stato rimosso l'esci gratis di prigione, quello. No, non glielo puoi dare e togliere così. Certo che it posso. wasn't No. already too Certo. late. Io gliel'ho dato, io glielo tolgo, così funziona. Ah, funziona così? Sì. Ah, vabbè, Scusa, allora no, tua funziona- madre non no, ti ha mai funziona detto così. così come ti ho messo al mondo, così ti ci ritolgo? Sì, però il fatto stesso che io sia ancora qui vuol dire che Ma poi... perché non l'ha fatto? Ah, ecco. Scusami, oggi che vuol dire? E se l'ha fatto in realtà non ce ne siamo mai resi conto? E allora tu non esisti. E manco io. Poi. Non c'è più, vedi Non c'è pure più. Alan. No, pure Come a lui breve lo- quello su non c'è questo più. canale, non c'è più. There anymore. Non lo voglio usare. Perfetto, quello là ti è stato già rimosso. Allora, vai alla stanza dello scrittore. Eccola qua. Bravo quello. Complimenti. Ehi, Scratch was in there, writing his horror story. c'è qualcuno qui dentro. La luce è accesa. I needed to get inside. Però noi non possiamo entrare. Vediamo se c'è qualcosina in giro. Qua non c'è niente. Ma Gianmarco, la settimana prossima non c'è più. È vero, perché io vado in È vacanza. vero. Quindi sì. Non ci sarò per una decina di giorni. Tutto vero. Però poi torna. Tornerò e Non ti c'è bannerò. più, però poi torna. Torno e ti ribanno. È molto Oh, semplice. c'è un messaggio di Alice. Forse c'è il messaggio di Alice. Aspetta. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The
monster just keeps coming back. Sì, potrai Every esprimerti. night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. Perché a convivere con Graffio non deve essere So much un'esperienza rage facile. inside of him, No. I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. Ok, ha preso una decisione. Ok. People call me an artist. But I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Alice Wake si tolse la vita poco dopo aver completato il lavoro sul Dark Place. Ci mancherà, ma continuerà a vivere insieme alle sue ultime fotografie. E questa è l'unica cosa che è rimasta, Christian. Alice non c'è più, non ce l'ha fatta, non ha retto. È andata da qualche parte. Si è girata e si è buttata di sotto. È andata. Fun fact, questa notte mi hanno fatto visita dei ladruncoli. Come dei ladruncoli? Serio? Alice was dead. Scratch tortured her until she E mo Alan si incazza. Ci sto facendo tutto sto bordello e poi me l'ha uccisa pure. Aspetta mo. Spiega un po' la cosa, quello. He was scratching my edits out of return. L'ha I had sparato. seen this before. This was not Scratch. This was me. No, si è autosparato. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. Tanto era un alter. Più o meno sì. E adesso sono arrivati i problemi. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Si resetta tutto. Fine di Initiation. È stato un attimo un frame così, ma facciamo finta di niente. Un piccolo crutol. Quindi Alan è ancora bloccato in una sorta di loop dove finisce con l'uccidersi da solo e di conseguenza We did bring Wake back from the dark place
with a song on the clicker. Saga, But he non ha didn't end up here funzionato. now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! L'Alan che abbiamo trovato Are you prima okay? effettivamente era Alan, ma poi è stato posseduto dalla presenza oscura. Come se l'avessi usato come veicolo per uscire fuori. That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Ecco. Eccolo qua, è arrivato. Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Quindi è davvero Wake, ma è anche Graffio. When we're inside, E anche Zane. È anche Zane, è tutto. Solo che mo è un problema. Allora lui è molto cattivo. C'ha la motocicletta e si trasforma in un lupo mannato. Pensavo in un razzo missile. No. Allora, qui dobbiamo fare una semplice cosa per quanto possibile. No, ehi, Gianfranco. Dobbiamo farlo andare un attimo a terra. Carica Saga. Ok, vai, corri Saga. Vai, no, ho detto no. Quando dice no è no. Ho detto Brutul. No, ma lui quando dice no è no. È proprio no. Carica un attimo, curati. Ehi, però se fai le mosse. Dov'è? Fermati un attimo. Guarda quanto mi ha fermato a un secondo prima. Sei proprio Graffio, fatto e finito tu. Allora, aspetta, facciamoti di qua. Vieni. Graffiuccio. Graffietto. Graffiol. Aglia. Però se mi tiri le legnate così è un po' birichino. Ok. Allora mi conviene farlo da lontano. No. Il gioco si è un attimo buggato, però va bene così. Va bene così. Va bene, guarda. Va bene lo stesso. Vai Saga. Saga, vai. No, troppo Saga. Quindi da qui giù dobbiamo far risalire. Oh. Andiamo così. Scossa? Va bene. Vieni qui. Tanto Saga, quindi 2 pilloline che male non fanno. Aglia. Sì, certo.
No, ho sbagliato strada. Vai. We lost power. He's free. Anderson, he's coming. No, lo devo indebolire di più. Aspetta. Allora. Vieni Graffiol. Vieni qua. Make us proud, Saga! Yes, Saga! Vieni. Vieni qua. Vieni qua. Hit him where it hurts, kiddo! Taste him Shoot him to pin him down. Estevez! Lights! Yes, got the bastard. Vai. Lights are out. Look out, Anderson! Ok, il primo è messo. Vieni qua. No, non fatto la camera mia. farti poldare. Dove guardi? Saga, Saga lascia qua, non è il momento. Lascia, molla. Lascia, molla qua, Molla. tra poco, eh. Bello Tanto è fatta, ciula, dai. bello ciula. Vieni qua, The lights, Estevez! vai, bloccalo con la luce. Dai, Got away. Anderson, he's coming. no. Allora, vieni di nuovo qua. Vieni graffiuccio. Aglia, aglia. Ah, però sei stronzo. Sei bastardo. Sei graffio. Bastardo Che geneticamente. forse ce la riusciamo a fa tutto nel migliore dei modi e forse Anderson, pure pin in him down with tempo. gunfire for me to get the light on him. On it! Damn it. Anderson, we lost power. We're ready to roll now. Got him. He's trapped. This is your shot, Anderson. Turn the lights. Power is out. He's coming for you. I'll get it running. Just be ready. No, You got Viking blood in you, kiddo! We're here for you, Saga! sì, sì, fai l'onda energetica del drago di Terracina. Tanto noi ci carichiamo un pochino le armi. Hit him where it hurts, Vieni kiddo! graffio, vieni più qua. Hurt him bad, Ok, vieni, vieni, vieni. We need to work together to get him, Anderson. Got him. Get the light on him. I got a Vai. plan. Hurry, Anderson. Shit. He's free. Lost the lights. Hang in there, Anderson! No, Make us sei Poldol, sei un po' Poldol. Poldol. Bravo a giocare. down, devil! Dov'è? Non pi. Passo. Back in Passo. Cadenza. Aspetta, aspetta graffio, aspetta. Aspetta che tiriamo una cosa bella. Pin him down. E non è un panino con la salamella. Aspetta. No, non poldare. Use the light on him. Vai, vai. I got him trapped. Go, go, go. Vai così. Allora. We lost power. He's free. I'll fix it. We can hit him again. Ok, va fanculo, va bene così. You picked a family to mess with, devil! Prendi altra pillolina. Ok, carica fucile Saga perché se no abbiamo un problema. Show him, kiddo! Ok, quindi un attimo. I can trap him with the light if you slow him down. Carica. You're gonna be sorry, Scratch! Cacca. KFV? Vai, vai. I got him hit. Hurry, Anderson.
Gira come non hai mai girato niente nella tua vita, Saga. Gira. Gira tutto, Saga. Poldol. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua. Foldato. Il signor Graffio è stato ufficialmente foldato. Quindi lo ha subito il poldo. Sì. Groto. Ci sono voluti degli anni, vari passaggi, tante parolacce, una boss fight bella prima, ma ce l'abbiamo fatta. È stato graffiato. Is it you? So sorry. Did it work? Casey? No, è entrato in Casey. No. No. Graffio. C'è il clicker, è finita. Tutto bello, tutto tranquillo, tutto a puntare. Be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tearfest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Sì, ce l'ha fatta. Fine del capitolo. Ci abbiamo lottato tanto, abbiamo fatto 1 miliardo di cose, ma alla fine Graffio l'ha vinta lui. Sì. Ha vinto lui. Però We need to get to our next gig. c'è ancora dell'altro da fare. Ovviamente. E mica era finita qua, Cristian. Cazzo. E tu ti pensavi che era la puntata finale così? No. Per stasera penso che ci abbiamo dato, perdonate i numerosi tentativi, ma con questa difficoltà me lo sono rigoduto di nuovo Sì, per no, bene. comunque Alla abbastanza fine tosto ce da l'abbiamo fare, fatta. Quindi sì. Quindi Cristian, noi ci sentiamo comunque nel prossimo video. Appena sei libero, pure quando torni dalle tue cose, abbiamo ancora da fare. Non è finito. Te l'ho detto oggi privatamente, non è finito. Vai tranquillo che c'è ancora tanto da fare. C'è un DLC da fare. Magari c'è qualche altra cosa che... No, chi lo sa. Quindi noi al momento diamo la sigla di chiusura perché ci sta. Stasera ci sta. Stasera ci sta tutta. Sta molto. E a questo punto stacchiamo e ci vediamo domani. Sì. Vediamo un pochettino cosa fare. Abbiamo la puntata di Karu domani che è domenica. Sì. E poi vediamo un attimino cosa metterci vicino. Già oggi, tanto già è passata la mezzanotte. Quindi, caro Christian, bentornato e poi ci sentiamo già nei prossimi giorni. Quindi vedi tu e ci teniamo in contatto se puoi, senza problemi. No, non piangere. No, tanto torniamo, non ti preoccupare. Come vedi, sei stato occupato tu. Siamo stati occupati noi, però ci siamo organizzati e ci siamo trovati. Vai tranquillo, tanto non se ne va. Lui è qui e ha ancora tanto da dare. Allora, nel frattempo, ragazzoli belli, mando la sigla di chiusura e ci vediamo domani. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsi tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmällä
taakka hänen harteillaan, kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan hetki kuolos, lepo suodaan jo takas kutsutaan. Järveks lumerta kerran.